Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dare voce a chi non ha voce. Così il Papa è in udienza con i membri dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, presente la delegazione ligure. Il Papa all'Angelus ha chiesto ai cristiani di dare valore più alle persone e alle relazioni che ai beni e alle ricchezze possedute. Siamo sempre in tempo a sanare il male con il bene. Pregate e vivete ciò che annunciate, l'invito del Vescovo ai catechisti della diocesi di Chiavari all'inizio del nuovo anno pastorale. Da Monsignor Tanasini un richiamo a non staccare l'annuncio del Vangelo dall'Eucarestia. Prosegue l'iter per la costruzione della residenza per anziani a Pralungo di Mezzanego, pubblicato oggi il bando sulla Gazzetta Ufficiale Europea, il 20 novembre l'apertura delle buste. La caserma dei Carabinieri di Santo Stefano d'Aveto, intitolata ad Albino Badinelli, il paese ha ricordato il giovane carabiniere ucciso nel 1944 per evitare il rastrellamento di 20 civili innocenti. Buongiorno ai telespettatori di Tigullio. Oggi il Papa ha incontrato questa mattina nell'Aula Clementina i membri dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, l'associazione no profit che dal 1959 rappresenta i giornalisti cattolici. Nell'occasione Francesco ha esortato ad essere la voce della coscienza di un giornalismo capace di distinguere il bene dal male, le scelte umane da quelle disumane e ha invitato a lavorare per la coesione sociale e a dire la verità ad ogni costo, liberi di fronte all'audience. Ma ascoltiamo un passaggio di Papa Francesco. Porto spesso questo esempio. Una persona muore assiderata per la strada e non fa notizia. La borsa ribassa di 2 punte e tu e le agenzie ne parlano. Qualcosa non funziona. Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dar voce a chi non le ha, di raccontare le buone notizie che generano amicizia sociale, non di raccontare favole, no, ma buone notizie reali, di costruire comunità di pensiero e di vita capaci di leggere i segni dei tempi. Vi ringrazio perché già vi sforzate di lavorare per questo anche con documenti come la Laudato Si, che non è un'enciclica ecologica, ma sociale, e promuove un nuovo modello di sviluppo umano integrale. Voi cooperate a farlo diventare cultura condivisa, grazie, in alternativa a sistemi nei quali si è costretti a ridurre tutto a consumo. E all'udienza di questa mattina era presente la delegazione dell'UCSI Liguria, guidata dalla presidente Laura Ferrero, giornalista del Cittadino di Genova. Prima delle parole del Papa, il saluto iniziale è stato portato dalla presidente nazionale UCSI, Vania De Luca, che ha ricordato l'impegno del sodalizio e dei suoi membri, che ha definito giornalisti di pace, costruttori di ponti, sentinelle della libertà di informazione. L'ha intervistata prima dell'incontro Cristina Oneta. Celebrare i 60 anni di attività di un'istituzione come l'UCSI, che cosa rappresenta oggi? Una tappa importante, un'associazione con 60 anni di storia, ma anche un futuro da rimezzare, guardando alle intuizioni originarie che diedero vita all'UCSI per un ponte con l'opinione pubblica da parte di giornalisti che rendesse credibile l'attività giornalistica in un senso di fraternità. Era una delle parole chiave dei fondatori 60 anni fa. Oggi questa parola fraternità, dialogo, cultura dell'incontro la decliniamo con le indicazioni che il Papa Francesco ci dà attraverso il suo magistero, per noi attualissimo. Siamo molto emozionati di essere qui nella sala Clementina, ascoltare le parole del Papa che saranno per noi anche l'indicazione per il futuro. Che cosa vuol dire oggi essere un giornalista cattolico? Essere un giornalista con il senso della verità, dell'equilibrio, della libertà e anche del servizio, vorrei dire, ricercando quei germi di positività e di bene che comunque ci sono, anche se a volte abbiamo l'impressione di raccontare un mondo impazzito. Ritrovarsi insieme è anche un motivo per ripartire con un nuovo slancio? Sicuramente sì, siamo qui da tutte le regioni d'Italia, questo per noi è una grande gioia. Abbiamo chiesto l'udienza non a caso per il Consiglio e la Giunta nazionale, ma anche per una delegazione delle regioni, perché solo unitariamente questa UCSI potrà avere una strada di futuro.
E siamo sempre in tempo a sanare il male con il bene, lo ha detto il Papa ieri mattina all'Angelus. La parabola dell'amministratore disonesto nel Vangelo della domenica interroga il cristiano e lo invita, ha commentato Francesco, a farsi scaltro nell'assicurarsi non il successo mondano, ma la vita eterna, dando valore più alle persone e alle relazioni che ai beni e alle ricchezze possedute. Il servizio di Radio Vaticana. È un clima quasi autunnale ad avvolgere i fedeli in piazza San Pietro in attesa del Papa. Commentando la parabola evangelica dell'amministratore disonesto, Francesco oggi invita i cristiani ad essere scaltri nel trasformare le ricchezze che possono causare divisioni in strumenti di fraternità, perché le persone, dice, valgono più delle cose. È questa una vera inversione di rotta. Di fronte alle nostre mancanze, ai nostri fallimenti, Gesù ci assicura che siamo sempre in tempo per sanare con il bene il male compiuto. Chi ha causato lacrime renda felice qualcuno, chi ha sottratto indebitamente doni a chi è nel bisogno. Facendo così saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. Sia la Vergine a guidarci in questo è la conclusione del Papa, perché quanti abbiamo aiutato dicano che in loro abbiamo visto e servito il Signore. Chi ha causato lacrime renda felice qualcuno, chi ha sottratto indebitamente doni a chi è nel bisogno. Facendo così saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. La Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri nell'assicurarci non il successo mondano, ma la vita eterna, affinché al momento del giudizio finale le persone bisognose che abbiamo aiutato possano testimoniare che in loro abbiamo visto e servito il Signore. Veniamo adesso in diocesi. Monsignor Alberto Tanasini ha consegnato il mandato ai catechisti, come ormai tradizione, all'inizio del nuovo anno pastorale. Dal Vescovo un invito a vivere il servizio del catechismo nella preghiera e nella coerenza fra la vita e l'annuncio della parola. Come possiamo guadagnare la fiducia della comunità cristiana? È la domanda che ha posto Monsignor Alberto Tanasini nel corso della consegna del mandato ai catechisti della diocesi all'inizio di un nuovo anno pastorale. La prima risposta deve essere la nostra preghiera, ha detto il Vescovo, invitando a pregare prima di preparare ciascun incontro di catechismo. Abbiamo voluto staccare il catechismo dalla scuola e il primo aspetto che ci differenzia da essa è proprio questo: non possiamo non pregare, ha spiegato il Vescovo. Ma i ragazzi oggi, ha aggiunto Monsignor Tanasini, non sono tanto attenti alla parola quanto alla coerenza di vita. Noi viviamo quello che insegniamo? Sono per noi quelle parole un pungolo a vivere la vita cristiana? Monsignor Alberto Tanasini ha invitato a vivere ciò che si annuncia, offrendo al Signore la volontà di fare in modo che la parola annunciata sia vita vera. Monsignor Alberto Tanasini ha aggiunto che occorre ascoltare la parola di Dio, cercando di capirla e assimilarla, e ha invitato inoltre a non distaccare l'impegno di annuncio dall'Eucarestia. Al termine della consegna del mandato ai catechisti della diocesi, l'annuncio del percorso di formazione catechistico per quest'anno, che sarà realizzato in collaborazione con altri uffici diocesani. Il primo appuntamento il 9 novembre in occasione del convegno dedicato al dialogo interreligioso. Abbiamo pensato come convegno diocesano di aprirlo appunto ai catechisti, di invitare tutti i catechisti, proprio perché ci sembrava un argomento soprattutto importante, dal titolo La cultura del dialogo come via, e quindi aperto a tutti, quindi soprattutto anche ai catechisti, e sarà dalle 9 alle 13 nelle salone della Casa Marchesani. Un altro appuntamento
questa volta in collaborazione con l'ufficio liturgico ad aprile, per approfondire i contenuti del nuovo messale. È sempre stato un punto fondamentale per i catechisti, una formazione molto importante, richiesta da gran parte di tutte le varie parrocchie, e quindi in occasione di questo nuovo messale il 17 aprile faremo questo incontro formativo e avvicinare il nuovo messale con Don Paolo Tomatis. Sarà la sera, sempre nel salone di Casa Marchesania. E inizia una settimana importante per la Chiesa chiavarese, pronta a riunirsi per il convegno diocesano 2019. L'appuntamento è al villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno venerdì 27 settembre per leggere il nostro tempo, il tema di riflessione di quest'anno che sarà affrontato dalla biblista Rosanna Virgili, che condurrà i partecipanti nell'ascolto dell'Evangelista Matteo. Il via alle 19 con la pericena, alle 20:15 la preghiera e l'introduzione del Vescovo, a seguire la relazione. Al termine è previsto il dialogo in assemblea e le conclusioni. Voltiamo pagina, il meteo. È stata confermata alle 14 la chiusura dell'allerta meteo gialla sul Levante. Nelle ultime 24 ore le piogge, generalmente deboli, solo localmente moderate, hanno interessato un po' tutto il territorio regionale, risparmiando solo in parte il Savonese. Vediamo la grafica delle precipitazioni. Sempre sulle 24 ore si segnalano cumulate di 43,2 mm a Crocetta d'Orero, i 43,2 a Vico Morasso a Genova, 41,6 alla foce del Monte Viseggi La Spezia e al 35,6 mm a diga di Giacopiane. Sulla Liguria permane una residua instabilità, mentre le schiarite si stanno facendo strada sull'estremo ponente e localmente anche sul settore centrale della regione. Nei prossimi giorni comunque lo scenario meteo sarà caratterizzato da spiccata variabilità, con nuove e possibili precipitazioni sul centro Levante nella giornata di mercoledì. Il bando regionale per i contributi per i voucher nido sta incontrando il favore delle famiglie. Ad oggi sono state presentate 2.128 domande con l'impegno di oltre il 50% degli oltre 3 milioni di euro disponibili. Il bando è ancora aperto, si può presentare la domanda entro il 31 maggio del 2020. L'obiettivo è quello di supportare sia le famiglie in condizioni di disagio economico, sia le donne che lavorano o sono inserite in un percorso di formazione o inserimento occupazionale, per permettere ai figli di frequentare i servizi per la prima infanzia. Sulla base delle risorse a disposizione saranno finanziate tutte le domande risultate ammissibili in relazione al possesso dei requisiti richiesti. E per la politica amministrativa è stato pubblicato oggi il bando per l'assegnazione dei lavori di costruzione della residenza per anziani che sorgerà a Pralungo di Mezzanego. Rimarrà per 60 giorni sulla Gazzetta Ufficiale Europea, poiché si tratta di un progetto superiore ai 10 milioni di euro. Il 20 novembre ci sarà la prima apertura delle buste. Vediamo. Un progetto all'avanguardia che prevede la costruzione di un immobile di 6 piani, di cui 2 seminterrati, per un totale di 4.500 m² di superficie. La gara d'appalto prevede un investimento di oltre 10 milioni di euro e la gestione sarà data in concessione per circa 50 anni a chi la gestisce, per poter rientrare nei costi di costruzione. Il bando resterà pubblicato per 60 giorni. Dopodiché, in caso di presentazione di offerte, saranno aperte le buste il 20 di novembre e in caso che andasse deserta procederemo a un'altra gara in maniera entro il 31 dicembre. Siamo fiduciosi che il progetto raccolga interesse degli operatori del settore e di società interessate a investire. Grazie anche alla discussione del Consiglio sono stati apportati ulteriori miglioramenti. Ricordiamone le caratteristiche principali. Avrà 93 posti, di cui 14 dedicati al centro per l'Alzheimer specializzato, 15 per il centro diurno e il resto della struttura sarà per RSA e post acuti. C'è anche la piscina riabilitativa, per cui sarà costruito con le più moderne tecniche di risparmio energetico in maniera che l'edificio sia autosufficiente da quel punto di vista lì, e la piscina sarà usufruibile dai residenti e dagli abitanti della nostra vallata negli orari serali. L'altra cosa importante è che creerà anche tanti posti di lavoro, perché stiamo parlando di un minimo di 40-50 posti di lavoro. Quando vorreste vedere realizzato o comunque partire l'intervento? Se tutto andrà bene, la ditta che si aggiudica il progetto avrà 180 giorni di tempo per presentare il progetto definitivo, dopodiché
il progetto sarà validato dall'amministrazione e potranno iniziare i lavori. Il cronoprogramma dei lavori è previsto massimo in 900 giorni per realizzare l'intervento, per cui nell'ipotesi migliore nel 2023 potrebbe essere inaugurata la casa di riposo. E giunge alle battute finali l'iter pluriennale per l'approvazione del piano urbanistico del comune di Rapallo. Nei prossimi giorni infatti è prevista l'approvazione definitiva da parte di Regione Liguria. Il PUC sarà efficace dopo l'iter delle pubblicazioni. La Regione quindi darà notizia della conclusione degli adempimenti necessari per renderlo efficace. In concomitanza con la decorrenza dell'orario invernale si sono intensificati i controlli a bordo dei mezzi ATP e delle principali fermate. Nei primi 8 mesi del 2019 sono state elevate oltre 6.000 sanzioni amministrative a persone non in regola con il biglietto. La media di 750 sanzioni al mese è stata mantenuta anche durante settembre. Durante i primi 8 mesi dell'anno sono state segnalate all'autorità giudiziaria poco più di 90 persone per rifiuto di fornire le generalità al personale impegnato nella verifica e denunciate 2 persone per aggressione ai controllori. Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico presente sul territorio sia in Riviera sia nelle vallate, conferma Andrea Geminiani, direttore amministrativo di ATP. Per la tratta Portofino Santa Margherita Ligure, che è uno dei più frequentati di sera e alla notte, i controllori hanno anche il compito di garantire la sicurezza, oltre che quello di stroncare il fenomeno dell'evasione. Torniamo nell'entroterra. La caserma dei Carabinieri di Santo Stefano d'Aveto è stata intitolata ad Albino Badinelli, il giovane carabiniere di Allegrezze, ucciso il 2 settembre 1944 per evitare il rastrellamento nazifascista di 20 civili innocenti. Alla cerimonia erano presenti le autorità e i diversi parenti del caduto delle famiglie Badinelli e Mazza. Sentiamo l'intervista. Che momento è stato? Il momento è sempre stato atteso sia dalla comunità di Santo Stefano che possiamo dire dalla famiglia dell'Arma dei Carabinieri, che appunto negli anni hanno sempre, tra virgolette, insistito e richiesto che avvenisse questa intitolazione. Per questo mi viene da dire che è stato un momento molto familiare, molto cordiale, di comunità. Ecco, lo sento un momento profondamente bello, no? Quello di ritrovarsi insieme per guardare a questa testimonianza come comunità, come paese, come cittadinanza, per approfondire questo sacrificio che ancora oggi siamo chiamati a reincarnare nella nostra vita. Che cosa della testimonianza di Albino Badinelli è rimasta davvero viva a Santo Stefano d'Aveto? Oltre al fatto del dare la vita, quindi tutto quello che riguarda appunto il dono della vita per la salvezza di quei 20 civili, penso che la cosa che sempre ha colpito la popolazione e che ancora oggi colpisce chi incontra Albino in senso figurato è il suo perdono che ha consegnato ai carnefici prima della sua fucilazione. In una società come quella di oggi, in cui le divisioni sembrano prevalere sull'unità, dunque un richiamo davvero ancora molto attuale. Sì, diciamo che la storia di Badinelli ci richiama all'accoglienza, all'unità, al non pensare che il mio prevale sul nostro, cioè il fatto che lui in prima persona abbia scelto, deciso di sacrificarsi, quindi di mettere davanti al proprio bene il bene dell'altro. Penso che per noi oggi sia un richiamo importante, potremmo dire una vocazione a mettere un po' da parte tutto quello che riguarda il nostro bene, il nostro piccolo benessere in cui a volte cerchiamo di vivere ritagliandoci un po' della nostra vita per farci dono e per essere risposta anche ai bisogni dell'altro. Si è svolta a Rapallo la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso fotografico Città di Rapallo, organizzato dal gruppo fotografico Dietro a un vetro Volontari del Soccorso Sant'Anna. Il tema scelto era il paesaggio terrazzato dei muri in pietra a secco, patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Hanno aderito numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia. La giuria ha selezionato 30 scatti che sono stati esposti in mostra. Primo classificato Mario Zurla, che ha fotografato i mulini di Triora, secondo Mario Costa con Castagneto terrazzato, terzi ex equo a Dario Riva e Alina Bertolone. Menzione speciale per Cecilia Mosconi. E abbiamo visto alcuni degli scatti di questa mostra. Linea adesso alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti.
Il Corriere della Sera titola tasse, Di Maio sfida Conte, il leader del Movimento 5 Stelle su voli e snack, no ai balzelli, il premier carcere per gli evasori, stop alle proposte che venivano da 2 ministri pentastellati, si apre un altro fronte nel governo. Aerei, quanto inquinano un aereo? Dal 90 le emissioni per ogni passeggero sono diminuite del 60%, ma per le tratte brevi resta più ecologico il treno. Umbria, c'è il candidato per le regionali ed è Bianconi, Vincenzo Bianconi, imprenditore di Norcia, alla guida di Federalberghi, sarà lui il candidato presidente dell'Umbria per PD e 5 Stelle. E poi c'è il data room di Milena Gabbanelli sui cordoni ombelicali, affari e inganni. È stata una domenica di sport importante per l'automobilismo italiano. A Singapore la Ferrari vince ancora Vettel davanti a Leclerc, il pilota tedesco abbiamo ripreso vita, il monegasco per me è stata dura. La consulta e il rinvio, suicidio assistito, l'hanno sprecato dal Parlamento che adesso vuole ottenere un ulteriore rinvio, ma molto probabilmente non lo otterrà. La serata in discoteca, liti, peperoncino e fuga nel panico, è accaduto all'Hollywood di Milano, diversi ragazzi feriti. All'interno del Corriere della Sera, ora svolta ambientale per l'Italia, Conte a New York per il summit sul clima, debutto per i grandi per Di Maio, ministro degli esteri, e vediamo qui la partenza da Roma. Noi, leader bio, contrari al fisco sulle merendine, Matteo Noverasco, snack e frutta secca, e Andrea Guerra di Italy, c'è troppo zucchero, la soluzione è educare. Siamo ora sul secolo XIX, tasse su voli e bibite, Di Maio frena Conte, no a nuovi balzelli, tensione del governo, il ministro Gualtieri studia il taglio del cuneo fiscale, e poi si apre appunto il Climate Action Summit di New York, ultima occasione dopo gli impegni traditi, l'economia circolare per un pianeta più verde. Salvini, ora De Micheli, dia il via alla Gronda, parla naturalmente del ministro delle infrastrutture, intervista al leader della Lega, tutti i liguri uniti per le opere. E poi c'è un patto tra Toti e Musumeci, il governatore siciliano benedice il nuovo movimento Cambiamo. Sinergie con Trento e nuovi azionisti, Carige verso la svolta dopo l'assemblea dei soci, e poi la gioia delle Ferrari. E per il calcio la prima vittoria della Sampdoria in stagione, Gabbadini firma la prima vittoria a Samp, Torino battuto 1-0. Arché, un dentista per amico, 6.000 bimbi disagiati curati, l'associazione nata a Chiavari. E poi Lavagna, barista investita dal treno, mistero sulla sua ultima ora di vita, vediamo nelle pagine interne del Levante. Manca solo un tassello, l'ultima ora di vita di Veronique Gardella, gli inquirenti stanno tentando di capire cosa abbia fatto la giovane dopo aver salutato gli amici prima del suo ritrovamento. L'apertura nella recinzione chiusa dopo il tragico incidente, ancora da stabilire se la Chiavarese abbia scavalcato lato mare oppure dall'Aurelia. E attenzione, parliamo sempre di incidenti ma non ferroviari, quelli proprio sulle autostrade, a 12 record di incidenti, è la terza tratta più pericolosa d'Italia, lo dice uno studio di Union Trasporti che ha realizzato i dati a livello nazionale, la peggiore è la Messina-Palermo, ma subito dopo arrivano le tratte liguri. Andiamo sul nostro sito per una notizia che ci porta a Cicagna, un nuovo mezzo in dotazione, la Croce Rossa di Cicagna, è stato inaugurato ieri, si tratta di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di persone disabili. Il mezzo è stato acquistato con somme devolute al Comitato dei Benefattori Defunti. Alla cerimonia era presente anche il presidente della Croce Rossa regionale Ligure, Maurizio Biancaterra. La cerimonia è iniziata con i saluti delle autorità e la consegna delle benemerenze di anzianità ai volontari, è proseguita con la benedizione del mezzo da parte di Don Mario Moltedo e il taglio del nastro. Madrina della manifestazione Simona Bernero, moglie di Giuseppe Bernero, un volontario donatore di sangue della Croce Rossa di Cicagna, prematuramente scomparso. Altri aggiornamenti in redazione con Giacomo Rizzi. Grazie Andrea e un saluto a chi ci segue da casa. C'è stato un incidente questa mattina in A12 nel tratto tra Recca e Rapallo intorno alle ore 8:30. L'autista di un camion ha perso il controllo del mezzo rimanendo ferito lievemente senza coinvolgere nessun'altra vettura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Rapallo, la polizia stradale di San Pier d'Arena e il personale del 118. L'incidente ha causato una coda di circa 3 km nel tratto autostradale, che ha bloccato la circolazione per circa 45 minuti. Al momento il traffico scorre regolarmente. I poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato in flagranza di reato 2 giovani di origine italiana di 25 e 30 anni per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Nella nottata tra sabato e domenica scorsa, dopo un lungo appostamento effettuato nella zona collinare delle spalle di Sesti Levante, i poliziotti hanno fatto irruzione in un'abitazione occupata da 2 giovani che in questa abitazione avevano fatto proprio il loro centro di spaccio. I 2 soggetti ovviamente sono stati arrestati e verranno giudicati stamattina col rito per direttissima. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Concludiamo con una notizia di sport. L'Unione Sportiva Sesti Levante 1919 festeggia un secolo di storia. Venerdì prossimo, 27 settembre, lo stesso giorno in cui 100 anni fa venne fondato il club rossoblu, si svolgerà la grande festa per il centenario. Alle 17:30 in Corso Colombo, ritrovo dei tifosi tesserati. Seguirà poi alle 18 la sfilata lungo le vie del centro storico. Alle 18:30 ci sarà la fissione della targa del centenario in via Portobello, luogo dove venne fondata la società. Alle 19 al Teatro Arena Conchiglia, in salita alla penisola, presentazione di tutte le leve, le squadre e le maglie del centenario con cui il Sesti Levante sta disputando la stagione agonistica 2019-2020. Con questa notizia di sport si conclude questa edizione di Tigugli oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.